Agora sim, espera aí. E agora, qual é? É esta. Deixa eu pôr isto em estéreo. Espera aí só um bocadinho. As câmaras não estão a passar. Ai não, é aqui, cara. 1, 2, 3. Ora, espera aí. A 1 é central, a 2 aí está ao contrário, não interessa. Vou ter que ir a trocar depois, mas agora não vou mexer nisto. Hã? Como? Ora faz lá. É D1, D2 e D3. A D1 é principal. Tens de trocar a D3 para a D2. E agora a outra. E se tens aí som. Posso ver aqui? Ora, 1, 2, 3, ok. Olha, vê lá se tem aí o som. Deixa-me gravar isto antes que... Ok. Pronto. Ora, vê lá. Hã? Tá? Ok. Eu vou só desligá-lo que é para... O que o Panza agora diz para coisa ontem. Mesdames et messieurs, l'hymne national de l'Allemagne. Ladies and gentlemen, the national anthem of Germany. Hino da Alemanha. Vamos agora escutar também o hino nacional de Itália. Ladies and gentlemen, the national anthem of Italia.
Monica. Oh, Italia!
Siamo in diretta qui dal patinoire municipale di Gujan-Mestras. C'è stato qualche problema tecnico, abbiamo dovuto fare un veloce spostamento della nostra postazione, quindi ecco il motivo dei primi 2 minuti di partita senza commento. 0-0 il parziale qui fra Italia e Germania. Italia con Bianca Bertolucci, Arina Cerguta, Emma Cazzola, Matilde Ghirardello e la capitana Teresa Messora. Questo è il quintetto delle azzurre. La novità è Arina Cerguta, titolare dopo essere subentrata dopo aver iniziato ed essere entrata in pista, partita in corso nel corso delle prime due partite. E invece per quanto riguarda la Germania, il quintetto è formato da Lina Kusteramelling, Arianna Mont, Loni Eichrick, Amélie Frank, Carlotta Moulet. Queste sono le 5 giocatrici a disposizione di Cristina Klein. Commissario tecnico dell'Italia è Valerio Antezza. In panchina per le azzurre Sofia Sansone come secondo portiere, Vanessa Mazzilli, Simona Contò, Sofia Borgonove, Maria Boscaro. Adesso vediamo com'è anche l'avanzata della formazione tedesca, che trova il gol con Amélie Frank, e la Germania passa in vantaggio a 3 minuti e 3 secondi di gioco. Passaggio per vie centrali e il vantaggio della formazione tedesca. È un errore quello che viene indicato nella grafica internazionale. Non siamo 4-1, il punteggio di 1-0 è in favore della Germania. Marcello Bulgarelli al mio fianco. Ciao Marcello. Ecco, scusate il fiatone, ma ci sono stati un po' di problemi tecnici nella produzione internazionale che abbiamo dovuto risolvere al volo, soprattutto problemi legati all'audio. Purtroppo nel frattempo la Germania è passata in vantaggio e questo ci fa buon gioco a dire che sarà una partita difficile. Lo avevamo già detto ieri, lo sapevamo, la stazza fisica ovviamente è visibile a occhio nudo. Le tedesche sono veramente dei colossi e anche da un punto di vista tecnico evidentemente sanno il fatto loro, come ha dimostrato il gol che abbiamo visto. Quindi Italia anche oggi costretta a rincorrere. E sapevamo fin da subito anche sul canale di Skate Italia Ok Pista, questa mattina abbiamo pubblicato un'intervista a Pamela Lapolle e Dario Rigo, dove si presentava proprio questa partita. E prima una delle cose che ha detto proprio l'allenatrice azzurra è proprio quella di dire: attenzione, perché questa sarà una partita molto complicata a livello proprio da una partita da non sottovalutare assolutamente. E lo testimonia il fatto, Marcello, anche dei risultati che ha ottenuto la Germania, perché ha pareggiato 2-2 con la Francia e abbiamo visto proprio ieri sera quanto proprio non sia stato un avversario semplice la Francia. L'Italia a 37 secondi dalla fine ha pareggiato, ma ha rischiato addirittura di vincere, però ha rischiato anche di perdere. Bisogna essere obiettivi, perché quando un risultato di parità arriva a 37 secondi dalla fine vuol dire che comunque gli azzurri ci hanno provato, ma solo all'ultimo hanno trovato la via della rete. E Francia-Germania è finita a 2-2. Intanto attenzione ancora a questa percussione della Germania firmata da Arianna Mont, e la Germania ha perso solamente 3-0 contro la Spagna, una squadra molto forte, la candidata numero 1 squadra. La Spagna, ricordiamo che ha battuto 13-0 l'Inghilterra nella prima giornata. Non può essere questo un termometro, però è una squadra certo che fa gol. Attenzione intanto al passaggio di Emma Cazzola per Teresa Messora, Carlotta Moulet si immola. Sì, questa è una bella azione delle azzurre. Bisogna però tirare di prima in queste occasioni per non dare modo al portiere di spostarsi o ai difensori di rientrare, come è successo in questo caso. Siamo comunque arrivati a un passo dal pareggio e questo è già un bel segnale. Sicuramente l'Italia ha i numeri per giocarsi questa partita. Ora bisogna andare al tiro perché sta per scadere il tempo. Arriva la conclusione, tocca al portiere, può ripartire la Germania. Recupero anche le formazioni che ho lasciato sull'altro tavolo. E adesso intanto procede la Germania con Arianna Mont, Carlotta Moulet. Ora il tifo della sponda tedesca qui al palazzetto di Gujan-Mestras naturalmente si fa sentire, perché soddisfatti i supporters tedeschi. Ricordiamo anche che la Germania, come dicevamo in precedenza, 2-2 nel match d'esordio contro la Francia,
però è la prima volta che la Germania in questo campionato europeo passa in vantaggio, perché nelle edizioni precedenti, nelle partite precedenti, la Francia era andata per 2 volte con il gol di vantaggio, e nella partita precedente, come abbiamo detto, la gara è finita 3-0. Ancora Teresa Messora in possesso della pallina. L'Italia in avanti con il tentativo di Arina Cerguta, riparte da dietro come solito dalla grinta di Emma Cazzola e Matilde Ghirardello, la formazione azzurra. Proprio dalla loro azione ieri è arrivato il gol del pareggio. Ci prova anche in questa occasione Cazzola, che ora va in velocità, supera una prima avversaria, va in mezzo, non c'è nessuno però in mezzo all'area, pronto a ricevere sull'uscita da dietro porta. La capitana della Germania è precisa, poi Emma Cazzola vuole fare tutto da sola e perde questa pallina. Attenzione alla numero 6, sono tutte molto molto lunghe le giocatrici tedesche. Loni Estrich, attenzione, Bianca Bertolucci in questa occasione ci salva veramente, perché abbiamo rischiato di capitolare per la seconda volta e c'è subito il time out chiesto da Valerio Antezza. C'è time out perché Amélie Frank si è trovata poi nella buona opportunità, guardiamo proprio che in mezzo all'area è stata brava la giocatrice della Germania a provare a colpire di prima, bravissima l'estremo difensore Bianca Bertolucci, classe 2010, cresciuto nella Pumas Viareggio e lo scorso anno in forza al Cubeyes, che è anche la squadra dove ha giocato l'anno scorso Arianna Monte, quindi c'è un piccolo Italia-Germania anche in casa. Cubeyes in Spagna dopo l'anno scorso, dopo la prestazione dello scorso anno che ha visto Bianca Bertolucci e Arianna Monte difendere i colori del sodalizio spagnolo. Per quanto riguarda invece Amélie Frank, la giocatrice che ha trovato il secondo gol in questo campionato europeo, la rete numero 1 l'ha realizzata, quella del momentaneo pareggio per 1-1 in Francia-Germania, quindi secondo sigillo per la giocatrice dell'Eghera. E attenzione perché è una giocatrice che la porta la vede, ma soprattutto Marcello, stiamo vedendo due squadre che si stanno affrontando, però una Germania che a livello fisico ha assolutamente delle potenzialità. No, assolutamente, fino a questo momento è la prima partita in cui l'Italia è sotto nel risultato, ma è anche in difficoltà nel gioco contro la formazione tedesca. Sono le tedesche a tenere più a lungo la pallina. Qui abbiamo rischiato un autogol clamoroso, è la terza grande occasione per la Germania, stanno cominciando a diventare troppe e anche in questo caso le giocatrici tedesche fanno quello che vogliono in mezzo all'area. Bisogna uscire da questa situazione perché altrimenti si rischia davvero di compromettere la partita nei primi minuti. Brutto inizio da parte delle azzurre. Attenzione proprio a Carlotta Mollet, giocatrice e capitana della Germania in forza al Cronenberg. Il duello con Matilde Ghirardello, primo fallo di squadra fischiato contro, anzi secondo fallo di squadra fischiato, no, il tabellone indica fallo di squadra fischiato contro la Germania, ma non è possibile perché sarà fallo di squadra fischiato contro l'Italia. Infatti è il secondo. Attenzione ancora alla discesa di Amélie Frank, fermata da Matilde Ghirardello, dalla giocatrice in forza al Valdagno. È cresciuta nel Breganza. Il passaggio per Maria Boscaro, primi istanti di partita per lei dopo il time out. È subentrata ad Arina Cerguta, il passaggio in mezzo, attenzione con Teresa Messora che prova a lottare in mezzo all'area insieme a Maria Boscaro. Arriva la difesa della Germania. L'Italia deve dare dei segnali, questo potrebbe essere un primo segnale, ma ne deve dare anche altri per voltare pagina dopo questi primi 8 minuti e 25 secondi dove la Germania ha detto la sua. Ci proviamo da una posizione diagonale molto molto difficile, bisogna evitare secondo me questi tiri velleitari. Attenzione ora alla ripartenza rapida 3 contro 2 delle tedesche che in contropiede sono micidiali. Ancora libero l'uomo sul palo di destra della difesa azzurra, difesa che ha qualche difficoltà davvero quest'oggi. Recuperiamo comunque questa pallina, ci proviamo di nuovo ancora con un tiro di Emma Cazzola. Ha cercato la deviazione del numero 9, la capitana Teresa Messora, non è arrivato però l'impatto
con la pallina. Ora tentiamo il pressing che potrebbe effettivamente creare qualche problema. Recuperiamo una palla importante, la pallina rimane lì. Ci ha provato Maria Boscaro a sorprendere le tedesche. Attenzione ora alla uscita in velocità della formazione tedesca. Teresa Messora ruba palla, così dobbiamo fare, dobbiamo non lasciarle pochissimo tempo per pensare, però ora c'erano due giocatrici che non avevano seguito l'azione, la Germania aveva tutto il centropista praticamente libero. Attenzione a questi anticipi sbagliati che rischiano veramente di metterci in difficoltà. È stata Emma Cazzola in questo caso a sbagliare il tempo, una rarità. Abbiamo visto, Marcello, che è un'arma dell'Italia molto molto forte. Attenzione al tiro di Emma Cazzola respinto da Teresa Messora. Pallina colpita con il busto, di conseguenza infrazione, quindi sarà time out chiamato dalla Germania appena l'Italia ha riguadagnato pista e stava riguadagnando coraggio. Subito la panchina tedesca con Mollet e Cristina Klein hanno deciso di chiamare immediatamente il time out e cercare di arrestare l'avanzata azzurra. Vediamo una caratteristica dell'Italia: la capacità di premere, la capacità soprattutto di mettere pressione sulle portatrici di pallina fin dai primi momenti dell'azione, e questa è un'arma che ha sempre fatto male fino a questo momento. Stiamo vedendo che anche alla Germania può far male, l'abbiamo visto ieri con la Francia, l'abbiamo visto col Portogallo. Ricordiamo, uno dei 2 gol realizzati contro il Portogallo è arrivato proprio così, grazie a una pallina rubata da Teresa Messora. Sì, l'unico problema è che questo tipo di manovra è molto dispendioso da un punto di vista energetico, quindi non può essere portato per tutta la partita, a meno che uno non possa disporre di cambi a piacimento, e non è questo il caso, perché fino a questo momento Valerio Antezza ha usato praticamente 5 giocatrici esterne, le 4 che vedete in pista in questo momento, e Arina Cerguta, unico cambio utilizzato nelle prime 2 partite. Però quello che è vero è che abbiamo costretto la Germania a chiedere un time out proprio perché l'azione dell'Italia si stava facendo molto più interessante e molto più pericolosa. Che non sia un buon segnale dopo i primi 10 minuti difficoltosi per gli azzurri. Teresa Messora, Maria Boscaro davanti al portiere, Matilde Ghirardello, gol dell'Italia con Matilde Ghirardello. Il tiro di Maria Boscaro, la respinta di Lina Kuster-Ameling, e Matilde Ghirardello è al posto giusto nel momento giusto, ed è gol per la giocatrice azzurra, che timbra il suo secondo sigillo in questo campionato europeo dopo quello che abbiamo citato in precedenza. Gol importantissimo, brava Teresa Messora a recuperare palla e a creare una superiorità numerica 4 contro 3 che l'Italia ha sfruttato nel migliore dei modi. Maria Boscaro ha protetto la pallina, non è riuscita a girarsi davanti al portiere, ma ha ceduto un passaggio perfetto per Matilde Ghirardello. È una situazione che ci riporta in parità. Attenzione ora però a sfruttare questo momento e a continuare in questo modo, mettendo in difficoltà il gioco tedesco alle sue origini, perché quando le tedesche arrivano in area oggettivamente hanno una superiorità fisica che può diventare importante. Però Marcello, secondo me a livello mentale, aver trovato la via della rete, sicuramente l'Italia si è tolta un bel peso, un bel macigno. Anche perché è il primo gol nel primo tempo di questa nazionale, che nel primo tempo non aveva mai segnato, non aveva nemmeno mai subito. Ci siamo sbloccati anche l'Italia si è sbloccata anche nel primo tempo, anche se non possiamo considerarlo un tabù primo tempo, perché erano solamente le prime 2 partite. Però Matilde Ghirardello, Teresa Messora, ancora Messora che cerca il passaggio in mezzo per Emma Cazzola. Se andiamo in velocità le freghiamo sempre, perché sono alte, sono grandi, ma sono un po' lente le tedesche, soprattutto nelle chiusure difensive. Recuperiamo un'altra pallina, c'è un potenziale 3 contro 2. Emma Cazzola preferisce far tutto da solo, in questo caso forse sarebbe stato molto meglio giocare laterale su Teresa Messora. Peccato, abbiamo perso un'occasione, ma abbiamo ancora la pallina in mano. Ed è, attenzione a questo retropassaggio, c'è Matilde Ghirardello però a raccogliere questa pallina e rimetterla in gioco, con Maria Boscaro ancora a guidare per Matilde Ghirardello. Una costante il fatto che il gol di Matilde Ghirardello nella prima partita sia arrivato grazie a una pallina recuperata da Teresa Messora. Stessa cosa anche oggi, un aperitivo a fine europeo se lo merita Teresa Messora, offerto da Matilde Ghirardello. Intanto però vediamo il tentativo di passaggio per Maria Boscaro. Scadono i 45 secondi, le tedesche avanzano, ma c'è il fischio
dell'arbitro Miguel Guillerme. Dall'altra parte c'è Raúl Burgos. Punizione in favore della Germania, perché era... ah no, punizione in favore dell'Italia, con 2 secondi ancora da giocare, quindi se c'è il tempo per andare al tiro, quindi era stato fischiato un fallo di palla alta evidentemente. Allora noi continuiamo, e intanto con Matilde Ghirardello che prova la conclusione. Vedete respinta ora la ripartenza della formazione della Germania. Ora l'ha recuperata la pallina da parte di Teresa Messora. Ora buona 2 contro 1 ancora. Boscaro ci prova e trova il gol dell'Italia con Maria Boscaro, il gol della formazione azzurra. A quota 12 minuti e 18 secondi. Io me lo sono perso perché stavo guardando un problema tecnico, lo riguardo adesso. Bravissima Maria Boscaro a intanto sbloccarsi, perché per lei è il primo gol se non vado errato, e soprattutto a trovare l'angolino sul primo palo, un po' colpevole ovviamente il portiere tedesco, ma quello che ci interessa è che abbiamo rimesso già sulla strada giusta una partita che ha rischiato all'inizio di sfuggirci di mano, perché a parte il gol delle tedesche avevamo veramente subito un inizio di partita terrificante fino al time out chiesto da Valerio Antezza. Poi la squadra ha ricominciato a girare, ovviamente la partita è lunghissima, un gol di vantaggio non serviva alle tedesche, non serve nemmeno a noi in questo momento, ma è sempre meglio averlo di vantaggio che di svantaggio. Si sta meglio da questo punto di vista. Se 2 indizi fanno una prova, Marcello, l'Italia ha dimostrato che dai momenti difficili sa rialzarsi. Questa è una caratteristica di questa formazione, di queste ragazze guidate da Valerio Antezza. Quando c'è un momento di difficoltà riescono a rimanere concentrate, rimanere lucide nel giocare. Intanto questo passaggio in mezzo di Teresa Messora per Maria Boscaro, che prova il taglio centrale proprio per la capitana azzurra. Arriva ancora Siamo Teresa su tutte Messora. le palline in questo momento, stiamo mettendo in grossa difficoltà la Germania, bisogna approfittarne, perché ripeto, da un punto di vista fisico poi rischiamo di pagare un po' questa situazione. Ci prova ora Matilde Ghirardello con la pallina che si impenna, andiamo a perdere la pallina perché finiscono i 45 secondi. Importante però mantenere a lungo il possesso di pallina, rimanere sempre nella metacampo avversaria. Vedete, siamo già in pressing sui portatori di palla tedeschi, proprio per impedire alle tedesche di arrivare a fare la cosa che fanno meglio, cioè giocare a ridosso dell'area. Adesso chiusa all'angolo la Germania, pallina trattenuta, e quindi ci sarà fallo di squadra, scusate, non avevo notato la segnalazione del direttore Raúl Burgos. Terzo fallo di squadra fischiato contro l'Italia, uno solo contro la Germania. Attenzione a Carlotta Molé con questo alzaschiaccia che non impensierisce, non trova lo specchio difeso da Bianca Bertolucci. Il duello di Emma Cazzola, pallina recuperata, Maria Boscaro, la conclusione centrale, ancora un tentativo di palleggio di Maria Boscaro, tenta l'alza e schiaccia, pallina che non trova lo specchio della porta. C'è anche qualche scaramuccia. Sì, diciamo che Maria Boscaro ha spinto la giocatrice avversaria con il bastone. In una partita maschile credo che sarebbe scattato un cartellino. Qui gli arbitri hanno avuto un occhio di riguardo per Maria Boscaro, che deve però stare attenta a questo tipo di reazioni. Abbiamo avuto un'altra grandissima occasione e l'abbiamo sprecata. Attenzione perché siamo già dalla parte opposta con le tedesche che mettono in mezzo, e di piede Emma Cazzola, ottimo piatto interno da calcistico. Diamo ora Matilde Ghirardello, ancora Boscaro. Se riusciamo a tagliare, ci sono spazi enormi nel centro dell'area tra le 2 linee difensive della formazione tedesca. Stanno molto alte le tedesche, anche in 3, lasciando spazi davvero ampi all'interno dell'area che potrebbero essere molto interessanti se sfruttati. Proviamo con un tiro dalla distanza e la deviazione. Matilde Ghirardello, gol! È il 3-1 di Matilde Ghirardello, l'ha messa là dove non batte il sole. E Matilde doppietta per lei. Firma la doppietta. Ha
14 minuti e 54 secondi. Pizzico di fortuna anche in questo caso, perché Matilde è stata favorita dal rimpallo, le è arrivata la pallina direttamente sulla punta del bastone, brava a colpire subito al volo senza pensarci due volte, è la chiave ovviamente in queste occasioni. Forse se l'è anche un po' aggiustata la pallina prima di battere a rete e mettere dentro un interessantissimo e importantissimo 3-1. Fortuna o no, Marcello, però Matilde Ghirardello, come prima, lo ripeto, è sempre al posto giusto al momento giusto. Sì, certo, ha un senso della posizione ed è una delle giocatrici che in fatto di carattere ci mette veramente tanto del suo. Sarà una questione di imprinting familiare. E vediamo come proseguirà la partita. Richiesto l'intervento anche della polizia della pista dalle azzurre, da Maria Boscaro e Bianca Bertolucci, proprio nei pressi della panchina di Valerio Antezza. E dopo un inizio un po' complicato, terrificante, ecco, un po' complicato mi sembra poco, perché se guardiamo gli highlights del primo tempo abbiamo preso il gol, sai che io sono Bianca soft. Bertolucci ha tirato fuori un paio di palline importanti, abbiamo rischiato un'autorete clamorosa con una deviazione in mezzo all'area che ci ha fatto venire i brividi. No, abbiamo proprio fatto un inizio terrificante, sembravamo rimaste letteralmente tutte a dormire. Attenzione a questo errore che porta davanti la Germania, vedete che ha cercato il passaggio in mezzo proprio perché sono brave a inserirsi. Ora però andiamo noi dalla parte opposta con Emma Cazzola che non riesce ad agganciare, disturbata dalla giocatrice più alta della partita, vale a dire Ariadna Mont, che potrebbe giocare tranquillamente a pallacanestro. Sì, a livello proprio... Ricordiamoci che parliamo di Under 17. Sì, infatti questo che è da sottolineare. Sta per entrare anche Amélie Frank, come dicevamo, proprio la caratteristica del potenziale fisico proprio della Germania è un aspetto che si nota fin da subito. Intanto ancora azzurre, poteva starci forse un fallo lì secondo te, oppure c'era una possibilità? No, il tema era che Matilde Ghirardello si era infilata benissimo nella difesa, è solo che Maria Boscaro non l'ha vista, fosse arrivato un passaggio, era veramente un'altra grandissima occasione da rete, perché questo tipo di azioni, guarda quanto spazio c'è tra la numero 4 e la numero 8 e siccome sono lente a partire, se riesce a fare un blocco fatto bene e un taglio fatto bene, vai dentro tutte le volte con questo tipo di difesa. Ancora la formazione teutonica con il tentativo avanzato, in questo caso ha provato quasi un no look Maria Stieber, esordio per lei in questa partita. Teresa Messora vince il duello, si accentra, prova la conclusione, la parata di Lina Kuster-Ameling. Ancora dall'altra parte subito la risposta di Bianca Bertolucci sulla conclusione della distanza di Loni Eichreich. Attenzione, Ghirardello si poteva fare di meglio, peccano un po' troppo di voglia di segnare le azzurre. Anche prima Teresa Messora aveva Maria Boscaro sul secondo palo completamente libera, avrebbe potuto tentare un passaggio, invece è andata al tiro, poteva anche tirare perché era da sola davanti al portiere, è un attaccante, non è che deve tirarsi indietro quando capitano queste occasioni, ma c'erano due opzioni, non capita spesso, insomma. E per l'Italia è fondamentale, Marcello, secondo me, riuscire a sfruttare queste occasioni per cercare di indirizzare il prima possibile questa partita. La partita ora è aperta, può essere aperta a qualsiasi risultato, lo abbiamo visto all'inizio della partita, anche proprio per via dell'approccio della Germania e per via anche delle leve fisiche proprio a livello tedesco. Però sfruttare queste occasioni può permettere all'Italia in primis di affrontare con più serenità il secondo tempo e anche a Valerio Antezza eventualmente di fare delle valutazioni sulle rotazioni proprio dell'azzurro. No, sicuramente ti consentirebbe di giocare con un po' più di tranquillità, al limite di poter ammortizzare anche errori che poi nel corso della partita ci possono stare, anche se fai la partita quasi perfetta. Le occasioni comunque adesso non dico che le abbiamo praticamente solo noi, ma quasi, perché la Germania anche quando va in attacco abbiamo sistemato un po' la difesa. Qui ci prova Ghirardello con un tiro al volo, sarebbe stato un gol da cineteca. Il fatto di andarle a pressare, di impedirgli di iniziare il gioco, ecco, queste sono invece le cose che non dobbiamo fare.
cioè andare a caccia, cercare di anticipare delle giocatrici che comunque tecnicamente sono interessanti e che se sono in velocità, quindi hanno già superato la fase dell'inerzia del movimento, sono più rapide perché hanno gambe decisamente più lunghe di quelle delle nostre, quindi la spinta è assolutamente maggiore e in allungo ovviamente questo vantaggio aumenta ulteriormente. È quell'arma che bisogna impedirgli di usare. 1,39 alla fine della prima frazione di gara, 3-1 per l'Italia contro la Germania, vantaggio di Amélie Frank a terzo minuto e 3 secondi di gioco. Sono arrivate poi le 2 reti di Matilde Ghirardello, in mezzo il momentaneo vantaggio per 2-1 firmato da Maria Boscaro al primo gol. Matilde Ghirardello invece a quota 3 reti realizzate nel corso di questo campionato europeo. Andiamo a vedere anche le statistiche, le curiosità. Matilde Ghirardello che con la rete realizzata nella prima partita va a issarsi adesso in terza posizione tra i migliori marcatori dell'intero campionato europeo. E tanto c'è qualche dilemma, qualche discussione fra Valerio Antezza e l'arbitro Raul Burgos gesticolando. Valerio Antezza mimava il gesto del fallo di squadra, quindi immaginiamo fosse quello il tema di dibattito tra il commissario tecnico italiano e l'arbitro spagnolo. Teresa Messori intanto con una discesa prova a portarsi dalle parti di Lina Kuster-Ameling, non trova allo specchio della porta la giocatrice cresciuta nel Modena. Ancora Teresa Messora che rischia di partire in contropiede. Carlotta Mollet però viene fermata la capitana azzurra dalla capitana tedesca, e di conseguenza ora è la Germania a gestire questa pallina. Italia che vuole provare anche a colpire in velocità, perché abbiamo visto Marcello che le ripartenze, provare a ripartire, provare a cercare di sfruttare proprio il momento in cui la Germania non è schierata in fase difensiva, è anche una di queste, una delle armi che sta cercando l'Italia. Maria Boscaro vuole provare a emulare il controllo col pattino di Emma Cazzola e in un qualche modo ci riesce. Emma Cazzola ora a ripartenza in avanti con Matilde Ghirardello, il passaggio per Maria Boscaro, alle spalle Emma Cazzola, Italia che adesso la fa circolare. S'arrabbia Valerio Antezza che dispensa urla alle sue giocatrici in questa fase. Ci avviciniamo alla conclusione del primo tempo. Ghirardello in mezzo all'area, ma non è girata dalla parte giusta, poi sbaglia il rilancio. Attenzione, rischiamo questo contropiede nell'ultimo frangente di partita. È bravissima Emma Cazzola a metterci il bastone, probabilmente ad allontanare il rischio. Bisogna tirare, non c'è il tempo di tirare, quindi finisce qui il primo tempo. 3-1 per le azzurre, per come era iniziato. Un ottimo primo tempo della nostra nazionale che era andata sotto 1-0 ed è stata capace di ribaltare il risultato e, dobbiamo dire, legittimare il vantaggio nel corso della prima frazione, per quello che si è visto. Un buffetto di incoraggiamento di Valerio Antezza a tutte le giocatrici in pista in questa fase di gara, per le giocatrici azzurre che grazie alla doppietta di Matilde Ghirardello e al gol di Maria Boscaro l'Italia ha rimontato il gol di Amélie Frank. Ci fermiamo, Marcello, per qualche istante, torneremo qui per il secondo tempo del match.
A che qualità sta uscendo? Vedo molto peggio su... No, qui sto guardando YouTube. No, va bene. Bene. No, qui sto guardando YouTube. Occhio che ci sono i microfoni aperti. Manca pochissimo all'inizio del secondo tempo di Italia-Germania, sfida valida, lo ricordiamo, per la terza giornata del campionato europeo Under 17 qui a Gujalmestras. Francesco Ferrari. Marcello Bulgarelli, microfoni. E pronta in questo caso Maria Boscaro a dare il via all'incontro e al via al secondo tempo dell'incontro con Matilde Ghirardello, Emma Cazzole, Teresa Messora, le quattro giocatrici di movimento davanti a Bianca Bertolucci. Risponde la Germania con Lena Kuster-Ameling con la maglia numero 1, con la casacca numero 7 Amélie Frank, numero 4 Arianna Mont, numero 6 Loni Eichreich e con la maglia numero 2, se abbiamo visto bene, 04 maglia numero 8 Carlotta Molé, la capitana della formazione teutonica. E quindi queste sono le 10 giocatrici che si stanno contendendo i 3 punti di oggi, 3 punti molto importanti, Marcello, quelli in palio questa mattina. Beh, dobbiamo dire che con la forma del campionato, giorno della mattinata, adesso vediamo Emma Cazzola, subito Italia che cerca di mettere in mezzo questa pallina. Maria Boscaro non riesce ad arrivare sulla sfera perché è chiusa da 2 giocatrici della Germania. Matilde Ghirardello a controllare, ora è Teresa Messora, Emma Cazzola, ancora Emma Cazzola per Maria Boscaro, Teresa Messora. Adesso l'Italia che continua a gestire il possesso della pallina. Maria Boscaro cerca di
portarsi dietro lo specchio della porta. C'è Carlotta Mollet a chiudere la strada, stava ragionando probabilmente su un giro porta la giocatrice in forza al Trissino. Ancora però pallina recuperata dalla capitana tedesca Carlotta Mollet, lo ricordiamo, in forza al Cronenberg. Buona la chiusura di Teresa Messora, che protegge bene la pallina 2 volte nei confronti della collega capitana della Germania, però non è riuscita a arrivare alla conclusione. Matilde Ghirardello avanzata, il tiro, la parata di Lina Kuster-Melling. Italia che ha il possesso della pallina, Marcello. Sì, io non ho seguito tantissimo questo inizio perché c'è stato qualche problema tecnico alla regia internazionale, non alle nostre attrezzature che normalmente utilizziamo, però sì, mi pare che il leitmotiv sia quello della parte finale del primo tempo, anzi oserei dire di tutto il primo tempo, ad eccezione dei primissimi minuti, vale a dire con un'Italia che è puntuale negli anticipi difensivi, spietata nei raddoppi come in questo caso, la Germania che fa fatica a costruire, perde palline su palline come accade anche in questo momento, e con l'Italia che però ancora non è riuscita ad approfittare per rimpinguare il risultato e mettere un po' più di tranquillità in saccoccia, che non farebbe male. E pronto un cambio in casa azzurra, dovrebbe fare il suo esordio nel campionato europeo Simona Contò, giocatrice classe 2011 del Roller Salerno. La girata di Emma Cazzola, la conclusione come avete visto è terminata di un soffio a lato, forse c'è stata anche una deviazione, attenzione alla coast to coast della tedesca Arianna Monte, 1 contro 1 ora che si apre per l'Italia con Ghirardello e Boscaro, cerca di restituirgliela Boscaro a Ghirardello. C'è stato però l'intervento in fase difensiva di una giocatrice tedesca che si trovava fra le due azzurre. Matilde Ghirardello qualche difficoltà nel controllare, Arianna Monte la riceve, ora è Amélie Frank che prova il tiro, Bianca Bertolucci, pallina che si impenna, ha provato a girarsi di prima Carlotta Mollet, piccolo scampato pericolo. Sì, attenzione a non lasciarsi prendere dall'entusiasmo e a non farsi trascinare dalla Germania in una successione di contropiedi, perché questo favorirebbe decisamente la formazione tedesca, o almeno renderebbe il gioco della formazione tedesca più efficace, mentre sulle azioni manovrate a difesa schierata le teutoniche fanno veramente tanta fatica. Ora siamo di nuovo lì, ci prova Emma Cazzola con un incrociato troppo aperto, recupera palla Messora, 1 contro 1, ottima occasione, si allarga troppo, però è stata brava il difensore, la capitana Carlotta Mollet in questa occasione a portare fuori la nostra capitana e a impedirgli un tiro efficace, ma siamo sempre lì in pressing. Guarda che grinta Matilde Ghirardello in questo corpo a corpo con una giocatrice che è una volta e mezzo lei. Strano che però Teresa Messora abbia recuperato una pallina, ne ha recuperata credo 188.000 dall'inizio di questo campionato europeo, quindi un numero davvero alto, a parte gli scherzi, però Teresa Messora è una caratteristica proprio che abbiamo visto della capitana azzurra, che perde in questo momento il possesso della sfera, in 3 su di lei a cercare di soffiare la sfera. Attenzione però a questo inserimento di Arianna Monta. Sì, distrazione di Maria Boscaro che ha perso il contatto con la giocatrice che stava marcando, consentendole di arrivare per prima sulla pallina. Intanto c'è il cambio fuori Messora e dentro per l'esordio in questo campionato di Simona Contò. Vediamo ora proprio la classe 2011, quintetto decisamente giovane per l'Italia, perché solo Matilde Ghirardello è una 2009, perché Bianca Bertolucci e Maria Boscaro sono del 2010, Emma Cazzola e Simona Contò sono 2 atlete del 2011. Adesso scadono i 45 secondi, palli di squadra, 4 fischiati contro l'Italia, 1 contro la Germania, e quindi dopo 7 minuti e 6 secondi di partita, di 7 minuti e 6 secondi scusate, del secondo tempo, l'Italia, lo ricordiamo, conduce per 3-1 grazie alla doppietta di Matilde Ghirardello, il gol di Maria Boscaro. Attenzione ancora però al tiro, la respinta di Bianca Bertolucci, prima Amélie Frank, in precedenza anche Carlotta Mollet avevano provato a impensierire l'estremo difensore azzurro. Ancora Mollet
Germania in crescita in questa fase, ci stanno provando le tedesche, bisogna scivolare sul logo centrale, la cosa peggiore che può capitare, attenzione perché c'è una giocatrice tedesca sul secondo palo, l'aveva marcata Emma Cazzola, conta ora, prova ad andare in avanti, non riesce però a resistere alla pressione di Carlotta Mollet, ancora tedesche vicino alla nostra porta, sbagliano però anche loro questo passaggio e Matilde Ghirardello può tornare in possesso di pallina. Dicevamo tedesche che ci stanno provando ora, stanno cercando l'accelerazione che gli serve per provare a rimontare la partita. È la fase più difficile in cui l'Italia deve resistere e possibilmente colpire in contropiede, perché in questo caso ovviamente metterebbe la parola fine su questa partita. Ancora Ghirardello per Boscaro, Cazzola, c'è Simona Contò che riceve in questo momento la pallina, dialoga con Boscaro, ancora Contò che ha cercato il tiro, il passaggio in mezzo, entrambe le soluzioni non erano male, però c'è stato l'intervento del capitano della Germania Carlotta Mollet. Adesso Contò va a provare a bloccare la linea di diagonale della Germania, attenzione ancora all'avanzata della formazione tedesca con Loni Eichreich, ripartenza di Matilde Ghirardello, un 2 contro 1, Matilde Ghirardello trova il gol. Eccolo qua il contropiede che ci voleva e lo confezionano Emma Cazzola e Matilde Ghirardello, bravissime a sfruttare al meglio una occasione ghiottissima, l'avevamo detto, la Germania sta spingendo e ovviamente un po' si scopre. E questo gol può essere molto importante per le azzurre che vanno sul 4-1 e di certo permette all'Italia di affrontare con una... Chiaro, non è finita la partita, tutto può ancora succedere, ma è chiaro che, come dicevamo in precedenza, che come quando era meglio essere più 1 che meno 1, è meglio essere più 3 che meno 3. Quindi... Anche più 3 che più 2. In matematica siamo fortissimi. Siamo veramente... Non potremmo fare i tattici. Siamo degli strateghi, sì. Quindi ammettiamo che non erano proprio frasi... Non molto ricercate, però è chiaro che da questo punto di vista, anche a livello mentale e in vista anche, Marcello, degli appuntamenti prossimi, perché domani l'Italia gioca alle 15 contro la Spagna. E qui il livello sale tanto, Spagna che fino a questo momento ha vinto 2-2, poi oggi la Spagna ha uno cliente scomodo perché gioca contro il Portogallo e il Portogallo è all'ultima spiaggia, se non vince la partita di oggi probabilmente con questo risultato rischia di rimanere fuori dalla finale per il primo o secondo posto e rischia anche la finale terzo-quarto, perché deve ancora giocare con la Francia e credo anche con la Germania. Sì, le ultime due partite del Portogallo sono Portogallo-Francia e Portogallo-Germania. Quindi rischia veramente tantissimo la formazione portoghese, è ancora tutto da decidere in questo, e anche se dovesse finire questa partita con una vittoria, attenzione al contropiede della Germania ora che porta subito il risultato sul 4-2, il gol è di Amélie Franck, abbiamo lasciato spazio questa volta noi, non riuscendo a controllare la pallina, non è questo ovviamente il replay del gol delle tedesche, abbiamo lasciato lo spazio e la Germania che avevamo castigato, avevamo probabilmente messo in un angolino, si rialza subito, quindi dobbiamo rifare tutto da capo in questo ultimo quarto di gara. Peccato perché siamo tornati a più 2. Italia che continua a condurre con la tripletta di Matilde Ghirardello, quarto gol per lei in questo campionato europeo dopo quello realizzato nella gara d'esordio contro il Portogallo. È stato il primo gol realizzato dalle azzurre in questo campionato europeo under 17. Ora tornata in pista Teresa Messora al posto di Simona Contò. Ora Franche, doppietta per lei, terzo gol in questo europeo under 17. Attenzione al tiro di Bianca, un tiro che viene respinto da Bianca Bertolucci, conclusione di Steber. Ora Ghirardello per Cazzola, linea di centropista superata dall'atleta in forza al trissino. Ora Matilde Ghirardello
azione personale, si allunga la pallina ma c'è Teresa Messora pronta a raccoglierla, a liberarsi bene di due avversari. Teresa Messora, che occasione non sfruttata dall'Italia, peccato perché Teresa Messora meritava il gol per l'azione che aveva fatto veramente tutto molto bene, era andata via due avversari e si era liberata in mezzo e ci prova ancora con questa deviazione sul tiro di Emma Cazzola, ma questo è quello che dobbiamo fare, mettere pressione e tenere sotto scacco la difesa della Germania, far capire alle tedesche che se fanno tanto ad aprirsi per venire a pressare poi qualcuno le punisce in un modo o nell'altro. Siamo al limite dei 45 secondi, ne mancano 10, dobbiamo cominciare a pensare alla chiusura di questa azione. Arriva questo tiro, recupera ancora Messora, bisogna però andare alla conclusione, la prima a Cazzola, la conclusione, finiscono i 45 secondi. Ne mancano 9 di minuti alla fine della partita, con la Germania rivitalizzata dal gol del 4-2, ma Italia che non cambia il suo modo di giocare. Guardate, siamo già lì a pressare e a cercare di recuperare più palline possibili. Attenzione ai tiri da fuori e le possibili deviazioni, perché sono le stesse armi che usiamo noi e le usano bene anche le tedesche. In questo caso è stata proprio Arianna Monte a intercettare questo tiro di Amélie Frank. Ancora il tiro dalla distanza di Steber, toccato da Bianca Bertolucci, che adesso guarda come vengono in pressing le tedesche, quindi stessa tattica nostra, e in questa occasione hanno la meglio le teutoniche perché recuperano una pallina. Ovviamente questo le espone al rischio. Time out immediatamente chiesto da Valerio Antezza, proprio per far fronte al pressing tedesco, perché era una novità, è la prima volta che le tedesche pressavano così alte. E diciamo subito, Marcello, abbiamo visto una scena che tra un mese potremo non vedremo più. No, la vedremo lo stesso, ma sarà fallo di squadra, esatto. Cioè quella di buttare volontariamente la pallina fuori per impedire la ripresa del gioco. Questa è una delle modifiche che verrà introdotta al regolamento e sarà ancora consentito farlo, ma la squadra verrà punita con un fallo, quindi probabilmente lo faranno veramente nei momenti più difficili, e negli altri momenti si terrà la pallina in gioco semplicemente allontanandola dalla propria zona difensiva. Inquadrato il dottor Baldi, il nostro medico delle due nazionali, e alle sue spalle direi che c'è Antonio Ferraro, che è il fisioterapista di entrambe le formazioni. Un gran lavoro per lui in questi giorni, perché davvero i ritmi a cui si gioca non sono ritmi a cui gli atleti sono abituati e gli acciacchi muscolari sono all'ordine del giorno. Lavoro preziosissimo quello fatto dallo staff sanitario della federazione. Insieme a loro avete visto anche inquadrati Marco Ferretti come meccanico e Leonardo Barozzi, che a livello di portieri, ecco, un occhio dovrebbe avercelo, ecco. Esattamente, poi soprattutto ha preso questa missione di trasmettere le sue conoscenze ai portieri del nazionale, veramente con tantissima dedizione, ci dedica tantissimo tempo e tantissima cura. Ora vediamo Carlotta Molé per Steber, tiro dalla distanza respinto subito e bloccato sul nascere da Matilde Ghirardello, che lotta, combatte e ottiene il possesso della pallina. Deve stare attenta però Matilde Ghirardello all'infrazione di 10 secondi, non la commette, la pallina in un qualche modo resta all'Italia con Teresa Messora e Maria Boscaro. Ora Matilde Ghirardello per Emma Cazzola, agganciata, e sì, cartellino blu. Cartellino blu per Arianna Monte. Anche questo è una delle cose che non vedremo più, o meglio, vedremo il cartellino blu ma non vedremo il tiro diretto, perché non era l'ultimo uomo prima del portiere. Invece qui il tiro diretto c'è ed è fondamentale, e vedremo chi sarà a batterlo. Sembra Maria Boscaro la giocatrice incaricata per andare alla conclusione. Ricordiamo anche che ieri, Marcello, ci sono stati tiri diretti per decretare l'eventuale disputa in caso di parità di differenza reti e coefficiente reti tra Italia e Francia, e tra le giocatrici che hanno tirato c'è stata anche Vanessa Mazzilli. Vediamo però Maria Boscaro che parte. Ora Maria Boscaro ci prova, la conclusione viene parata da Lena Kuster-Ameling. Adesso però per l'Italia si aprono 2 minuti di superiorità numerica, quindi attenzione, intanto vediamo al duello con Teresa Messora e Carlotta Molé. Protesta
la panchina tedesca. Sì, volevano qualcosa di più del fallo di squadra che è stato assegnato in movimento, volevano un cartellino blu, però non è un atterramento da dietro, è stato uno scontro, al limite un blocco irregolare. Vediamo se andiamo a gestire questi 2 minuti, cosa che oggettivamente ci conviene un po' fare, senza esagerare, però se ci sono le occasioni ovviamente bisogna andare a rete. Ci prova subito Emma Cazzola dalla distanza. Anche ieri abbiamo avuto una superiorità numerica che non abbiamo sfruttato nel migliore dei modi. Vedremo se oggi saremo un po' più precise nel tentativo di andare a rete. Attenzione, Matilde Ghirardello prova una cosa pericolosissima, perché era l'ultimo uomo, un rimpallo sbagliato avrebbe fatto partire un contropiede micidiale. Queste sono veramente da evitare. Ancora Matilde Ghirardello per Emma Cazzola, ancora Teresa Messora, ha provato a metterla sul primo palo, ha trovato la respinta di Kuster Ameling, ci prova e si ferma Teresa Messora. È stata subito il tentativo della Germania con il lancio di Amelie Frank. Siamo già entrati, se non sbaglio, nell'ultimo minuto dei due di superiorità numerica. La pallina resta lì con Teresa Messora, doppio triplo tentativo. Teresa Messora trova il gol del 5-2 per l'Italia, 13:55. Stavolta ha provato sul secondo palo, c'era arrivata di nuovo il portiere, poi un paio di rimpalli, la pallina è rimasta lì, i difensori tedeschi fermi a guardare, guarda dal replay, non si muovono, guardano la pallina, lasciano fare tutto il portiere e lasciano fare tutto invece a Teresa Messora, che mette dentro il gol del 5-2 a 6 minuti dalla fine. L'Italia risale a +3, proteste per un presunto tocco con il braccio da parte del direttore di gara, del vice allenatore, scusate, della Germania, Mollet, che è il papà della capitana, e c'è anche la munizione verbale per lui. Attenzione ora a non fare come prima, manteniamo questi 3 gol di vantaggio e facciamo trascorrere questi 6 minuti che mancano. Ora vediamo Emma Cazzola, tornate in parità numerica le due squadre. Ora con la Germania che ha spazio, prova il tiro con Loni Eichrick, Italia che ha rischiato di subire il 5-3, brava ancora Bianca Bertolucci nella respinta tu per tu con l'atleta in forza Alghera. Ghirardello protegge bene la pallina dall'arrivo di Mollet e di Eichrick. Cazzola, Messora, primo gol per lei in questo campionato europeo, gol meritato mi permetto di dire, Marcello, per quello che ha fatto vedere comunque Teresa Messora nelle prime 3 partite. Ci ha messo tanti di quei litri di ossigeno in queste 2 partite. Attenzione, altro fallo di squadra, è il 6º per l'Italia. Siamo in zona piuttosto tranquilla comunque, non rischiamo probabilmente di arrivare al 10°, adesso l'abbiamo detto, quindi ce la siamo anche tirata. 5 minuti da giocare, 5:07. Diciamo che è più difficile che non ci arrivi la Germania, è più difficile che ci arrivi la Germania che a 1. Partite correttissime, le abbiamo viste nel campo femminile. Abbiamo visto qualche cartellino blu, ma sono tutti blu dovuti a scontri come in questo caso e non a chiusure di tipo violento. Anche il blu che ha preso prima la Germania era un aggancio assolutamente fortuito, anzi probabilmente la tedesca ha provato anche a tirare via il bastone ma non ha fatto in tempo, perché si sarebbe evitata sicuramente un cartellino e un tiro diretto in quella fase della partita. Ancora Boscaro che supera l'avversaria, prova Teresa Messora, ha tentato la conclusione, la parata ancora di Kuster Ameling. Italia che andiamo comunque in pressing, perché è la cosa che ci viene meglio oggettivamente. E va ancora la parata del portiere, ha provato Maria Boscaro forse a servire una compagna o concludere, pallina che però resta in controllo dell'Italia. 4 minuti e 25, Italia che continua a gestire la pallina, 3 gol di vantaggio, 4 minuti e 16 alla fine, situazione ideale per le azzurre in questo momento. Ghirardello prova ad accompagnare la pallina, la balaustra non sorride alle tedesche per l'intervento di Emma Cazzola, un 2 contro 1, Cazzola ci prova, ha tentato di cercare Maria Boscaro per la deviazione, credo che ci sia stata no, secondo me ha tirato in porta, c'è stata la direzione del portiere, anche perché come passaggio era oggettivamente un po' violento. Però magari poteva anche sperare nel tentativo di Maria Boscaro, in quel caso
però vediamo com'è. C'è il time out intanto della Germania. Sì. 1 minuto per time out della formazione tedesca. 3:47 da giocare, Italia in vantaggio di 3 gol, 5-2. Dopo il tiro diretto fallito abbiamo sfruttato la superiorità numerica. Vedete, questo è proprio l'ultimo gol delle azzurre, quello di Teresa Messora, che ci ha riportato a +3. Poi Bianca Bertolucci ha fermato l'occasione migliore delle tedesche su azione di contropiede. Da quel momento la Germania non è più riuscita ad andare alla conclusione, anzi l'Italia ad aver avuto sostanzialmente il controllo. Ora ci aspettiamo, dopo questo time out, pressing a tutta pista delle tedesche, che proveranno a metterci in difficoltà in tutti i modi, anche perché adesso devono oggettivamente forzare la mano il più possibile, e noi dobbiamo essere brave a non cedere in difesa, ma soprattutto brave a capitalizzare eventuali azioni di contropiede in velocità. 3:47 alla fine della partita, Italia 5, Germania 2. Risultato che in questo momento, oltre al garantire i 3 punti alle azzurre, è decisamente un risultato molto importante per l'Italia. La Francia contro la Germania ha pareggiato 2-2 nella gara d'esordio. Se dovesse finire così, dopo il successo contro il Portogallo, per le azzurre è un altro mattoncino per quello che sarebbe un sogno. Fallo di squadra numero 7, lo commette Messora, speso bene però. Adesso non prendiamone uno perché non ci allontaniamo dalla pallina, perché dopo diventa pericoloso. 3:19. 7 falli di squadra fischiati contro l'Italia, 2 contro la Germania. Ingresso in pista, esordio per Vanessa Mazzilli. Ieri il tentativo di tiro diretto dell'atleta con la maglia numero 4, classe 2010, in forza al roller Matera. Attenzione a questo tentativo di deviazione di Amélie Frank, che ha provato la conclusione. Ripartenza di Teresa Messora, c'è Cazzola a gestire adesso. Italia vuole aspettare, vuole far scorrere il cronometro. Oggettivamente il cronometro adesso diventa un importante alleato degli azzurri. Il migliore che abbiamo in questo momento. Brava Matilde Ghirardello ad andare via, subisce fallo in questo caso fischiato dal direttore di gara. Netto il colpo sul bastone. 27 secondi ancora per andare alla conclusione, usiamoli tutti e scendiamo sotto ai 2 minuti di gioco, mantenendo i 3 gol di vantaggio. Vanessa Mazzilli sbaglia però il rilancio e perdiamo subito questa pallina in modo un po' ingenuo. Va Teresa Messora con il fiato che non mi spiego come possa avere ancora nei polmoni a rincorrere anche questa pallina. Corre e porta fuori traiettoria e anticipa con perfezione Maria Steber. Poi ancora uno schiacciamento alla balaustra nei confronti della povera Emma Cazzola, che prima era stata schiacciata da questo lato, ora dall'altro. Salgono a 4 i falli di squadra. Giustamente la Germania li usa tutti, avendo uno score di falli assolutamente tranquillizzante e soprattutto non avendo nulla da perdere. Perdiamo palla questa volta con Messora, può partire ancora la Germania in questa azione di contropiede. Pallina che rimane lì, meno male che se lo allunga la Steber, sarebbe stata un'occasione davvero ghiotta. Ancora Ariadna Mont, siamo entrati negli ultimi 2 minuti di partita, ancora con Ariadna Mont e c'è il Gol, sì. Gol di Ariadna Mont, che ha colpito la parte interna dello specchio della porta. A 1:47 la Germania torna a +2. E qui abbiamo sbagliato la chiusura difensiva, poi forse non so se c'è stata una deviazione che ha ingannato Bianca Bertolucci. Pallina che si è infilata, no, rivediamo, no, non c'è nessuna deviazione. Gol all'angolino del primo palo. Attenzione, ora fermi tutti. Sbagliata la rimessa in gioco, perdiamo pallina. Attenzione a non commettere questi errori. 106 secondi ancora da giocare. Ovviamente sale un po' la tensione, anche se sono ancora 2 i gol di vantaggio, ma la Germania ha già provato 2 volte
riuscita 2 volte a rimontare, ora tireranno in porta da tutte le parti, pallina recuperata, importantissima, Messora va a lottare all'angolo, cade a terra, tutto regolare dice l'arbitro, attenzione siamo 3 contro 3, ci provano ancora da fuori e Mazzilli ferma questa pallina, la consegna a Cazzola, da questi a Ghirardello, prova ad andare via, la teniamo ancora, è fondamentale tenerla. Mazzilli. Ancora Vanessa Mazzilli, la giocatrice del Roller Matera, a cercare di gestire, riesce a tenere la pallina, a servire la capitana Teresa Messora. Emma Cazzola, Matilde Ghirardello. Abbiamo ancora 24 secondi, perdiamo però palla, arriva però Teresa Messora a pressare la giocatrice tedesca, ne abbiamo ora 45 da giocare, ne mancano 55 alla fine, bisogna portare a casa questa pallina a tutti i costi. Attenzione, cartellino blu da parte di Guilherme, francamente era fallo subito più che un fallo fatto. Ho avuto questa impressione anch'io che fosse cartellino blu a 48 secondi dalla fine. Rischiamo veramente tantissimo adesso perché la Germania avrà il tiro diretto, lo vorrei rivedere, guardate qua. Non c'è assolutamente fallo da parte della giocatrice italiana in questa occasione, invenzione del signor Guilherme. E ora Molé sulla pallina contro Bianca Bertolucci. partita per cuori forti anche questa qui. Sì. Vediamo, parte Molé contro Bianca Bertolucci, la parata dell'estremo difensore azzurro. E questo vale tantissimo perché è vero che adesso giochiamo in 3 contro 4, però il tempo scorre, 45 secondi alla fine di questa partita. E grande esultanza anche delle azzurre che sono andate ad abbracciare la propria compagna di squadra. Ora parte Steber, arriva il tiro, parata ancora di Bianca Bertolucci, 33 secondi alla fine. Insiste la Germania con Molé. Bravissima Bianca a toccare questa pallina. È vero che regala 45 secondi, ma chi se ne frega, ne mancano solo 28 alla fine. Indietro pallina per Steber, il tiro, la deviazione di Boscaro e di Bianca Bertolucci, pallina che ancora non scorre il tempo ed è una cosa positiva per le azzurre con Steber e Molé ancora. Steber prova a piazzare questo tiro a incrociare, pallina che sfiora il palo. 4 secondi, 3 secondi, 2, 1 e finisce qui con un'altra parata di Bianca Bertolucci e l'Italia conquista una vittoria molto importante. E saliamo al primo posto della classifica temporaneo con 7 punti, visto che la Spagna giocherà nel pomeriggio contro il Portogallo. Non nascondiamo che tifiamo tutti Spagna oggi pomeriggio, perché ci farebbe veramente comodo. Spagna che sarà la nostra avversaria nella partita invece che giocheremo domani, quindi questo mercoledì inizia nel migliore dei modi qui a Guijan-Mestras. Speriamo che si concluda anche nel migliore dei modi, visto che oggi ci tocca la giornata lunga, giochiamo la prima alle 10, giochiamo l'ultima alle 21. Quindi bene così per l'Italia che trova la vittoria grazie alla doppietta di Matilde Ghirardello, ai gol di Maria Boscaro e Teresa Messora. Amélie Franche, autrice di una doppietta per la formazione tedesca, a chiudere il tabellino, il 5-3 definitivo firmato da Arianna Monte. Grazie a Marcello Bulgarelli. Grazie a te Francesco, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. A questa sera alle 21 per il campionato europeo Under 17 maschile con la sfida fra Italia e Francia.